Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni J per quanto riguarda appunto la musica. Stavo sentendo se l'audio arrivava, tengo d'occhio, vista l'ultima live che per metà praticamente è venuta muta, io adesso lo tengo un po' più sotto controllo tutti i livelli, ok? Allora, benvenuti a tutti. Non mi funziona qui, sì, funziona male ma funziona, ok, va bene. È un 3 settembre 2022, sono le 2:07 di pomeriggio di questo sabato a Roma, un po' piovoso, una buona temperatura devo dire, si sta bene e siamo qui per fare l'unboxing di un altro pacchetto che diciamo che io lo aspettavo qualche giorno fa. Però tra l'altro vi dico tutte le mie esperienze anche con Amazon, visto che consiglio gli acquisti su Amazon. Abbiamo fatto arrivare i pacchi alla posta, infatti questo hanno utilizzato Poste Italiane, tra l'altro penso sia un accordo particolare perché si chiama Promo Pacco Plus, questo come spedizione ed è proprio di Poste Italiane, però diversamente dagli altri hub in cui voi basta che fate vedere il codice a barre, il QR code, quello che vi pare e vi danno il pacco senza chiedervi nient'altro, alle poste ci hanno chiesto documenti, controdocumenti per verificare l'identità di chi aveva fatto l'ordine, insomma tutta quell'iter che è normale per ritirare un pacco qualsiasi alle poste italiane. Quindi se non volete dare magari avete un account Amazon che è diverso da quello dal vostro nome, però magari avete però il codice a barre per poterlo ritirare, usate gli hub, o i punti di ritiro normali, bar, le edicole o quanti altri negozi aderiscono a questa iniziativa, ma diffidate dalle poste italiane perché per ritirare un pacco vi chiedono il documento, vi chiedono di firmare determinati documenti, insomma è un po' più una trafila più difficile rispetto a quella di utilizzare un punto di ritiro o un hub, ok? Dove lì basta soltanto avere il codice a barre che ricevete o il QR code che ricevete via mail quando il pacco è disponibile e potete tranquillamente andare a ritirare il pacco anche senza un vostro documento di identità. Allora, questo è il pacco di cui dobbiamo fare l'unboxing. Andiamo subito, senza indugiare oltre. Ovviamente deve essere qualcosa, spero che questa cosa sia quello che penso perché se no ho sbagliato pure la sigla, perché la sigla ci ho messo appunto. Sì, dovrebbe essere quello là che ho ordinato. Allora, lo mettiamo per così. Guardate qua. Cartoon Heroes. Allora, chi mi segue già saprà che io, bello sto libretto, veramente bello. Allora, che io sto pubblicando tutti i 45 giri che vedete qui. Mazinga Z l'ho pubblicato, Daitan 3 l'ho pubblicato, Goldrake, Daltanius, Holly e Benji, Conan mi manca, Lupin mi manca, Kiss Milicia lo devo ancora pubblicare, UFO Robot questo qui sopra di qua l'ho pubblicato, L'Ave Maia l'ho pubblicato, vedete, Lady Oscar che sta di qua l'ho pubblicato, quindi è 40 anni di sigle TV come vedete qui. Io ovviamente qui dietro mi sono messo un po' di vinili, dei miei vinili, guardate che vinili che ho che vi aspettano, poi io pubblicherò tutta questa roba anche su TikTok, guardate che belli che sono, questi sono i miei 45 giri, questi li ho pubblicati ultimamente, vedete? Questi li ho pubblicati ultimamente, guardate, 45 giri di Grilù, di Eder Parisi, Gloria, ma non è questo quello che ci interessa, volevo cercare qualcosa che abbia a che vedere con i cartoni animati, che qui ce ne sono, la voglia a te.
Ecco, per esempio, ecco Heidi, Elisabetta Viviani. Andiamo a vedere che altro c'ho qui, dei cartoni animati. Eh, per esempio, c'è qua in mezzo, ecco, UFO Robot, sempre dei cartoni animati. Eh, menzionato prima Daidan 3, Daidan 3, Daidan 3. Andiamo a vedere. Sì, se vi faccio vedere questi, me ci rimanete. Mix Remix and the Rappers di Giovanotti, cioè veramente, veramente delle chicche. Allora, andiamo a vedere, vedete? Qui parlano, ovviamente ci sono le immagini bianco e nero, anche perché questo l'ho pagato 15 euro e pare pure che ho usufruito uno sconto. C'era uno sconto d'acquisto che c'avevo, la famiglia dei Barbapapà, uno sconto che c'avevo e l'ho preso con un minimo di sconto. Belle e Sebastiane già l'ho pubblicato, l'Ape Magà già l'ho pubblicato, vedete? E quindi mi fa piacere avere, ecco, Olly e Benji, la sigla cantata da Paolo, vedete, questo già l'ho pubblicato, sta nell'altro porta dischetti. Mazinga Z, Space Robot mi manca, però Mazinga Z, Galaxy Group l'ho pubblicato. Anna dai capelli rossi e Capitan Harlock, andateli a cercare anche negli short, ok? Negli short di YouTube, su TikTok, nelle reel di Instagram oppure direttamente su Facebook li trovate perché li ho pubblicati tutti questi 45 giri, ok? No, Sailor Moon non ce l'ho. Ecco, Goldrake tutte e due l'ho pubblicate, queste qui, vedete? Vediamo se ce n'è qualcun'altra che ho pubblicato. Cavalieri dello Zodiaco non ce l'ho. Bambi il mostro umano, ecco, questo l'ho pubblicato, ce n'ho tante copie di questo, anche nuove. Le avventure di Pinocchio, Luigi Lopez, questo l'ho pubblicato, lo trovate. La canzone dei Puffi, pubblicata. Ce l'ho, la canzone dei Puffi mi pare che stava qua, però fatemi un po' vedere. Popcorn, yeah. Guardate qua, originale, di un Buggy. Vi faccio morire un po' qui, Mal, Furia Soldato. Etienne di Gash Paty. Questi poi ve li faccio vedere tutti, ve li faccio sentire piano piano. Suegno latino, chi non se lo ricorda. Voglio vedere, vabbè, poi qua c'è Guerre Stellari. Ma che ve lo dica a fare? Vediamo un po' qua che c'è. Vanilla Ice, Portobello, UFO Robot l'ho fatto già vedere. Vediamo che altro c'è. The Way You Make Me Feel, incredibile questa. Michael Jackson, 45 giri originale. Phil Collins, a Groovy Kind of Love, anche se non c'entro con questa live, però sempre Renny J. Guardate che c'ho. Wall Boys, un grande successo dei Duran Duran. The Wall Boys, il 45 giri della lambada, guardate che roba, 45 giri della lambada, e non li trovo, mannaggia. Reality, Gioca Jouet, Words, innamoratissimo dei Righeira. Qui c'ho Ok Italia, questa l'ho pubblicata mi sembra ieri. Chi co, Sei forte papà, Crilu, Gloria, Bobinda, l'Ape Magà, la puntura. Io sto con gli ippopotami, Tina Turner. Guardate che bello questo, Tina Turner. We don't need another hero. Questo mi sa ce l'ho solo io. Il calcio è amore, il calcio è vita. Raff, Self Control. Duran Duran e View to a Kill, la colonna sonora di 007, cioè Felicità, Albano e Romina Power, cioè qui dentro c'è una chicca dietro l'altra, però non riesco a trovare. Qua Oliver Onions, Sandokan, l'altra versione, ce n'ho pure le copie. Vediamo un po', perché io mi ricordo, qui qualcuno ve l'ho fatto vedere l'altra volta,
però voglio farvi vedere, vabbè, Vovinda, Sandokan, guardate, Lady Oscar, guardate, Gig, questo non l'ho mai usato, Gig, nuovo, questo tocca girarlo sotto sopra, Gig, questo è nuovo, mai usato, Goldrake UFO Robot e Goldrake, ma questo ce n'ho tante copie, scusate, io con le telecamere non me ci trovo quando lo devo mettere dritto, vedete un'altra copia di UFO Robot, Actarus, UFO Robot, Shooting Star, vabbè qui c'è Words, qui c'è Elton John, la sigla di Disco Ring, che ve lo dica a fa, però voglio vedere altra roba dei cartoni animati, Elisabetta Viviani, Heidi, Katia Svizzero, l'Ave Maia, questo è Santana, no, qua non c'è. E allora sta nell'altro portadischetti, dai su, non ci sono santi, qua non ci può stare, vediamo se stanno qua. No, questi sono gli ultimi che ho comprato, quelli sono tutti altri, niente, sta nell'altro porta. C'erano altri di questi contenitori, c'erano altri 6-7 e quindi sta nell'altro porta 45 giri, che sono scatole delle scarpe che le tengo così da sempre. Andiamo avanti, Kiss Milicia, guardate qui si parla di Kiss Milicia, questo io ho il mix, non ho il 45 giri ma ho il mix di Kenny il Guerriero dove c'è anche la versione originale. Oh, questo mi piacerebbe averlo, mo piano piano. Vediamo se io li trovo a poco prezzo, piano piano qualcun altro lo compro. Remy, i Fivelandia io ce l'ho tutti, ve l'ho fatti vedere, alcuni non sono mai usciti su vinile, mi sa che mai usciranno se non si fanno avanti quelli di TVlandia, si deve fare avanti qualcuno che gli può interessare. Allora, diciamo un po' di cose riguardo a questo volumetto. Allora, questo volumetto è a cura di Mirko Fabreschi e Fabio Bartoli, ok? La casa editrice è K, che dovrebbe essere, se non ricordo male, quella dei K Boys, ok? 40 anni di sigle TV, c'è una bella introduzione. La prima edizione fu del 2021, prima edizione novembre 2021, K Lab Bologna, ok, finito di stampare nel mese di febbraio 2022, ok, prefazione a cura di Andrea De Logu, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice italiana. Prefazione di Enrico De Regibus, giornalista e critico musicale. Ci stanno tante prefazioni. Oh, c'è la prefazione di Vince Tempera, grande. Perché Cartoon Heroes? Ok, allora vi faccio vedere qualche pagina. Questa è la prima pagina, ovviamente c'è scritto solo che qui andrebbero messi tutti gli autografi piano piano. Ciao Giusimu, benvenuto. Come stai? Alla canzone di Mina. Questo è Cartoon Heroes, va in linea con quello che sto pubblicando attualmente su TikTok, come dice Berlusconi, sul mio canale TikTok. O anche su Instagram, su Facebook o su YouTube, negli short di YouTube. Ah, sei in viaggio? Bene, mi fa piacere se stai andando in vacanza, io già ci sono stato. Adesso mi diverto un po' con questi 45 giri con TikTok, Judo Boy che mi manca, Baldios mi manca, Baldios Robot. Stavo facendo vedere qualche altro 45 giri che, finite le sigle TV, che non so se finiranno mai perché come ho detto io su vinile ho tantissimi Fivelandia. Tra l'altro l'altra volta ho trovato un Fivelandia 6 e un Fivelandia 9 ancora imballati, che ce li ho ancora imballati e sono doppie copie perché ce l'ho pure quelli che uso normalmente, pure quando faccio le live.
Allora, siccome proprio oggi, 2 ore fa, sono arrivato finalmente a 600 follower, quindi ne mancano solo 400 per poter fare le live, quindi approfitto di questa live per invitarvi ad iscrivervi al mio canale TikTok, Reni_J. Quando andate in ricerca mettete chiocciolina, Reni, Reny, trattino basso, JAY, cercate Reni J, c'è la C di Commodore, sempre il mio loghetto che mi contraddistingue, il logo della Commodore, mettete un bel follow al mio canale TikTok, così io arriverò a 1000 e a 1000 cominceremo a fare su quel canale tante live riguardanti le sigle TV. Ovviamente mi sto attrezzando per andare live non solo su TikTok in 9/16, perché TikTok vuole andare in live per i cellulari che sono in 9/16, ma anche, saluto anche DJ Harry 80 su Twitch. Ciao DJ Harry, grazie di essere qui. Allora, quindi non solo su TikTok a 9/16, ma anche su Facebook, YouTube e Twitch a 16 noni. È una cosa un po' complicata, bisogna configurare in modo particolare OBS, vedremo se ci riusciamo a configurare OBS in modo da comparire sia verticale completamente in 9/16 e orizzontale in 16 noni per le altre piattaforme. Allora, guardate, io non so se si riesce a leggere, pure in quarta di copertina ci sono tante informazioni. Questo Cartoon Heroes, poi guardate, è un bel libro. Vediamo quante pagine scritte sono 165 pagine, comprese, diciamo, le informazioni sugli autori del libro. Alla fine c'è l'indice, ovviamente, e poi ci sono tutti gli altri, diciamo, romanzi editi sempre dalla stessa casa. Vedete Candy Candy, la ragazza che saltava nel tempo, Penguin Highway. Andiamo a quest'altra pagina, qui si parla di Conan, opla, Conan, Spider-Man e Ico. Conan il ragazzo del futuro. E comunque qui si parla anche, non vi ho fatto vedere, sono tante pagine, ma si parla dei Gormiti. Io purtroppo in questa fase già mi sa lavoravo e quindi era un po' più complicato che mi continuavo a vedere i cartoni animati. Guardate il Fivelandia 12, io ce l'ho su CD originale, già ve l'ho fatto vedere diverse volte, anzi quando faremo la live ovviamente inizieremo con le live tutte quante su vinile, vedremo come andrà, perché poi comincerò a fare le live anche su CD, anche se io non ho i CDJ, per adesso non ho neanche un CDJ. Vedremo se qualcuno in qualche modo riuscirò a rimediarli prestati, se no me li comprerò un paio di CDJ da battaglia, quelli che ho nel carrello, niente proprio di meno che dal 2017, stanno sempre lì, attendendo tempi migliori. Sicuramente non sono questi tempi migliori, visto tutti i rincari che ci sono delle materie prime per vivere. Allora, adesso volevo farvi vedere qualcosa che riguarda questo loghetto che vedete qui, ok? Questo è il DJ's Got Talent. Andate sul sito www.djsgottalent.com, andate pure su richiedi informazioni, scarica regolamento. Sul regolamento c'è scritto tutto quello che sono le informazioni riguardo questo talent. Questo talent si differisce un po' dagli altri talent che trovate su internet, che sono validi lo stesso, però questo talent cosa ha di particolare? Che si svolge tutto live, ognuno da casa propria, ok? Stanno cercando gli organizzatori, io gli sto dando una mano un po' marginale, non faccio parte del cast organizzativo, io do una mano perché sono amici, quindi sto cercando in qualche modo di trovare delle soluzioni valide e semplici per tutti i partecipanti, perché la particolarità è che si va in live, però ognuno da casa propria, quindi deve essere reso il più facile possibile per il DJ partecipante connettersi alla regia che sarà a Roma a casa di uno degli organizzatori, che gestirà la regia in modo che sia
la comunicazione sia biunivoca, cioè che quando parlano loro dalla regia, chi è il DJ partecipante riesce a sentire quello che gli viene detto dalla regia e contemporaneamente quello che dice il DJ partecipante viene ascoltato dalla regia. Questo sistema biunivoco è fattibile tramite Discord, tramite Restream, però diciamo che per fare un talent fatto bene è un po' complicato, bisognerà utilizzare degli altri accorgimenti anche per evitare tutti i vari ritardi dovuti alle compressioni dei vari server che accettano i flussi audio-video in entrata e in uscita. Quindi per limitare al minimo, diciamo, tutti questi rallentamenti bisognerebbe creare un unico flusso che viene poi catturato da più persone. Quindi ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando e verrà risolto quanto prima questo che è l'unico, diciamo, inconveniente. Noi l'abbiamo già fatto, se andate nella storia, io mi pare a Capodanno 2020 partecipai al Capodanno col DJ's Got Talent e venne un bel Capodanno, eravamo 3 o 4 DJ, mi pare che eravamo in 4 perché c'erano i 3 organizzatori che sono Congi DJ, Daddo DJ e il Conte Max DJ e poi c'ero io, Reni J, quindi eravamo in 4 e diciamo tutto si svolse per il meglio, fu una bellissima serata, una bellissima nottata quella, quindi mi pare che sta pure sul mio canale YouTube quella serata registrata, 4-5 ore mi pare che dura il filmato, non mi ricordo bene, comunque ci dovrebbe essere, fu una bella serata, quindi stiamo cercando di facilitare però il più possibile per i DJ partecipanti collegarsi alla regia. Sarà una bellissima iniziativa e quindi vi invito in tantissimi ad iscrivervi, a chiedere informazioni, trovate tutti i link di cui avete bisogno sul sito www.djsgottalent.com. Ok? Questo era doveroso dirlo per quanto riguarda il DJ's Got Talent. Adesso cosa è rimasto? Allora, diciamo la live è durata 25 minuti. Vi faccio vedere qualche altro 45 giri che pubblicherò in un prossimo futuro. Allora, ce n'ho anche parecchi senza copertina. Questo è Flying Through the Air, Oliver Onions. Non si metterà mai a fuoco perché questa telecamera non mette a fuoco. Questa è sempre del film con Bud Spencer e Terence Hill, Plata and Salud. Sempre i film con Bud Spencer e Terence Hill, colonna sonora degli Oliver Onions. Questi sono i Pooh, che un altro brano che metteremo. Lucio Battisti, Il tempo di morire. Lucio Battisti, Pensieri e parole. Lucio Battisti, Anna, Emozioni e Anna. Vedete? Questi sono tutti e due bellissimi. Lucio Battisti 7,40 e mi ritorna in mente. Queste piano piano le voglio pubblicare. Lucio Battisti, I giardini di marzo, Lucio Battisti, comunque bella. Vi sto facendo vedere proprio, vediamo un po' che è Popcorn, questa è bellissima. Poi vi faccio vedere solo quelli che hanno la sigla di Disco Ring, ve l'ho fatta vedere. FR David, sì. Words, adesso l'ho messa troppo presto. Poi andiamo a vedere qua, questi già l'ho pubblicate. Vi faccio vedere qualche chicca, va. Paradise, colonna sonora del film Fai Beccate. Poi Another Brick in the Wall, Mirici Pink Floyd. Gli amori di Toto Cutugno, vi faccio vedere delle chicche che difficilmente trovate. Europe, Let the Good Times Rock. Europe, Superstitious, con le parole prese da TV sulle canzoni. Vedete? Pure Lights and Shadow è bellissima. Bellissimo questo 45, questo sempre Europe Open Your Heart, un bellissimo lento. Just the Beginning al lato B. Out of This World, l'LP, il long plane da cui sono prese. Fascia da pirla di Charlie, guardate che roba, vi sto facendo vedere delle chicche.
Fabio Concato 051 22 2525, il vecchio numero del telefono azzurro. Sono chicche che alcuni ce l'ho solo io. Uomini soli dei Pooh. Uomini soli dei Pooh. Fiorello, spiagge. Guardate che roba, non ve li faccio vedere tutti, eh. Phil Collins, Another Day in Paradise. E vi voglio far vedere allora qui dietro, se lo trovo al volo. Vabbè, qui dietro c'è pure Phil Collins, un altro bellissimo, anche perché non mi ricordo, eccolo, mettiamo così, facciamo così. Phil Collins, A Groovy Kind of Love, grandissimo successo di Phil Collins. Allora 296, 297, questo va dopo. Ok, poi eravamo arrivati, Phil Collins, One Moment in Time, Whitney Houston, andiamo avanti, Madonna, Vogue, Nannini Bennato, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Un'estate italiana, Burning in the Ground dei Duran Duran, guardate che spettacolo, Nick Cayman, Tell Me di Nick Cayman, comincerò poi a pubblicarne 2 alla volta, Esatto, di Francesco Salvi, esatto, The Power degli Snap, Cult of Snap degli Snap, e poi Oops Up, sempre degli Snap. Ok, vado veloce, DNA featuring Susan Vega, Tom's Dinner, Roxette, Spending My Time, Hammer, Adam's Groove. Questo è quando aveva perso l'MC. Lui si è levato MC e si è chiamato solo Hammer e aveva fatto la colonna sonora della famiglia Adams. Questo già ve l'ho fatto vedere. Questa è un'altra versione di Popcorn che vi ho fatto vedere prima. Popcorn, Raffaella Carrà, Fiesta, Raffaella Carrà, Furia Soldato, che è un'altra sigla di Furia, questa è di Mal. Questo invece è Furia degli Oliver Onions, ok? Gash Paty Etienne, Sueño Latino ve l'ho fatto vedere prima, Sueño Latino, Mix Remix and the Rappers di Giovanotti, Yo Brothers and Sisters, Gimme 5-2 sempre di Giovanotti, e qui la festa, sempre di Giovanotti, No Vasco, io non ci casco. Sex, No Drugs and Rock and Roll. Se ve lo metto dritto. Sex, No Drugs and Rock and Roll. Ok? Poi c'è Desire. No, questo va messo per così. Desire. U2. Poi c'è Raff, Ti pretendo. Lo so, ciao Gianni, benvenuto. Questa è la colonna sonora dell'Esorcista, chiamata Tubular Bells. Colonna sonora dell'Esorcista, ve l'ho fatta vedere prima. Colonna sonora di Guerre Stellari, Main Title, quindi quando arrivano i titoli. Madonna Holiday, eccolo qui. Holiday, poi c'è pure Jesus Christ Superstar, Carl Anderson, poi saltiamo Titan 3, saltiamo Heidi, saltiamo Lady Oscar, Vanilla Ice Satisfaction, guardate che ci avevo pure, buon compleanno, tanti auguri a te, questo ovviamente lo mettevo quando andavo a fare i compleanni, poi vabbè c'è Macintosh, qui andiamo veloce, Orzo Way, saltiamo Sbirulino, saltiamo Portobello che già l'ho pubblicati, Nino Manfredi, questi poi li pubblicherò, e viene sabato e poi domenica Raul Casadei, un'altra sigla, Cochi e Renato e La vita, con Renato Pozzetto, Renato Raschel, sì buonasera, altra sigla, poi saltiamo UFO Robot, saltiamo Il Leone che l'ho già pubblicato e facciamo vedere Roxette, How do you do? Spero che l'audio ancora arrivi, scrivetemelo se non si sente, ok? Vedete che ce n'ho tantissimi.
Poi c'ho, allora, Holiday Rap, guardate che a voglia mette vinili, Living in a Box, brano omonimo, con lo stesso nome, The Way You Make Me Feel, The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, guardatelo, il grande re del pop, Michael Jackson, ok? The Way You Make Me Feel, questo è Off, Elettrica Salsa, Groovy Kind of Love ve l'ho fatto vedere, The Wild Boys ve l'ho fatto vedere, il disco originale della Lambada, che ve lo faccio vedere da vicino, era bellissimo il video della Lambada, bellissimo, Level 42, Lessons in Love, il brano più famoso dei Level 42, The Sun 48, Let It Be, brano che venne fatto per beneficenza, bellissimo brano, venne fatto come anche We Are The World, che fu fatto per beneficenza, anche The Sun 48 fecero Let It Be per beneficenza. Non poteva mancare Spagna, questo è Call Me di Spagna, Claudio Cecchetto, Scasciusciù, ovviamente c'ho anche l'altra di Claudio Cecchetto, sta qui dietro, poi dopo ve la faccio vedere, ci arriveremo, qui saltiamone qualcuno, ecco Miguel Bosé, questo è Superman di Miguel Bosé, guardate, saltiamone qualcun altro, un altro buon compleanno, vedete questo è buon compleanno, poi c'è vabbè Carletto, questi non ve li faccio vedere perché già l'ho pubblicati, guardate qua, Reality, Il tempo delle mele, Richard Sanderson, colonna sonora originale del film, bellissimo anche questo, 45 giri, ed ecco l'altro di Claudio Cicchetto, Gioca Jouet, ce n'ho almeno 6 copie di questo, perché l'ho consumato, ma come vedete io anche nell'altra live, vedete questo è del 94, 17,694, costava 2000 lire, nell'altra live, pausa un attimo, poi vi faccio vedere gli ultimi, nell'altra live ho detto che i dischi, soprattutto i 45 giri, costavano tra le 2000 e le 4000 lire, ok? Mentre i vinili 12 pollici per DJ, quindi quelli chiamati dischi mix, se erano italiani costavano circa 8000 lire. Se invece erano di importazione potevano andare dalle 11 alle 15.000 lire, ok? Diciamo che i singoli italiani andavano dalle 8 alle 10, raramente arrivavano a 11.000 lire quelli italiani, però se erano parecchio famosi eccetera e magari cominciavano ad essere abbastanza introvabili arrivavano anche a quel prezzo, ma mai di più. E poi c'erano i long play che costavano tra le 20 e le 30.000 lire, 20, 25, 28, dipende pure da quale LP era. E poi non c'era tutta sta lotta ai 180 grammi, diciamo a tutti questi picture disc. Uscivano all'epoca dei picture disc, ma erano solo delle versioni speciali dello stesso disco. Ramazzotti ha fatto dei picture disc, io ho dei picture disc degli 883, diciamo ce n'ho diversi di picture disc molto molto belli, ma nella maggior parte dei casi non è che costavano di più dell'LP normale, erano solo delle versioni speciali e tu dovevi capitare nel momento in cui c'era quel picture disc. Io ho tanti dischi colorati, ma i dischi colorati che uscivano negli anni 80-90, soprattutto negli anni 90, non costavano di più, tu capitavi, io sono capitato per esempio Come Mai degli 883, io ho la versione trasparente in cui ci sono anche le versioni cantate con Fiorello, 883 Fiorello, ed era trasparente, ma perché sono capitato quando c'era quello trasparente, se no mi beccavo quello nero. Andiamo avanti, Words, F.R. David, dai, ormai lo chiamo così, Innamoratissimo dei Righeira, Ok Italia di Edoardo Bennato, l'LP è così, questo è il 45 giri Ok Italia, Chi Cococò già l'ho pubblicato, Sei forte papà mi pare che l'ho pubblicato, Eder Parisi, Crilù, bellissimo, Gloria, Umberto Tozzi, Gloria, questo è Claudio Baglioni con il suo E tu, poi c'è pure Chissà se mi pensi alla B, questo è Off the Wall, mi pare, no, Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, guardate com'era giovane, guardate che roba, Michael Jackson, giovanissimo,
Ok, poi Gem, questo l'ho pubblicata, cartoni animati. Ricchi e poveri, sarà perché ti amo. Ok? Sempre Baby Records, qui saltiamo, qui saltiamo. La puntura, Pippo Franco, questa ancora non l'ho pubblicata. Guardate un po', una storia importante, 45 giri originale di Eros Ramazzotti. Questo è dal primo long play di Eros Ramazzotti. Noi ragazzi di oggi, Luis Miguel, vedete? Mi correggo pure da solo. Questa è la colonna sonora di Io sto con gli ippopotami, sempre Bud Spencer e Terence Hill, sempre Oliver Onions, Samantha Fox, Touch Me, ovviamente non mi poteva mancare. Questa è un'altra delle bellissime canzoni che facevano parte dei mondiali del 90, Italia 90, svoltisi in Italia. Questo è To Be Number One, To Be Number One, la versione inglese, ok? Tina Turner, la colonna sonora di Mad Max, We Don't Need Another Hero, We Don't Need Another Hero, Hero. Qui ho messo il numero dietro, vabbè, metto così perché mi si deve leggere il numero. 701, Disco Bambina di Eder Parisi, guardate pure Eder Parisi come era giovane, vedete sono tutti numerati, questo pure ce l'ho solo io, 702, Il calcio e amore, questo pure fu fatto per beneficenza, una cosa del genere, in collaborazione con Like. Poi c'è Cervo a primavera di Riccardo Cocciante, queste poi ve le metterò tutte. RAF, Self Control, non mi poteva mancare, vedete anche questo 2000 lire, 2000 lire, cioè questo costavano i 45 giri, ma al giorno d'oggi vedo dei 45 giri che costano più degli LP. Boys, Sabrina Salerno, cioè I View to a Kill, altra colonna sonora di 007, Duran Duran, ok? Ah, questa è bellissima, la versione originale di Enola Gay. Every Girl and Boy di Spagna. Every Girl and Boy. Vado veloce perché tanto sono quasi finiti. Ti amo di Umberto Tozzi. Felicità, Albano e Romina Power. Albano e Romina Power, ci sarà, vedete il titolo è scritto qui nell'angolo, ci sarà. Ricchi e poveri, nascerà Gesù. Ok, andiamo avanti. Ricchi e poveri, mamma Maria, ma guardate, sono tutti successi, eh. Ricchi e poveri, se mi innamoro, sempre 2000 lire, vedete? Se mi innamoro. Questi sono tutti originali dell'epoca, l'ho numerati io. Questi sono, queste che vedete argentate, vedete? Sono le protezioni di questi dischetti, vedete? Che io non le utilizzavo, siccome ne utilizzavo a migliaia di questi dischetti qua. Questi sono i dischetti del Commodore 64. Dentro ci sono ancora i titoli dei giochi del Commodore 64, ok? Quelli andavano a mettere qui a chiudere questo buco e te ne davano 10 per ogni confezione. Io invece che usarli per là ci andavo a numerare i dischi. Crywolf AA, Crywolf, bellissima. Gianna Nannini, I maschi, come vedete solo grandi successi. Poster di Claudio Baglioni, eccola qui, poster. E poi c'è Mal, Parlami d'amore Mariù. Basta perché mi sono stancato, ok? Allora, in chiusura di live, è durata alla fine 42 minuti, una bellissima live in cui vi faccio rivedere, abbiamo visto questo, Cartoon Heroes, ok? Cartoon Heroes, bellissimo libro, edito da come si chiama? K Edizioni, klab.it, quindi www.klab.it. Lo trovate anche su Amazon, vi metterò il link Amazon in descrizione, quindi andatelo a cercare sui link tra quelli nella descrizione del video. Se vi interessa, se siete interessati ad acquistare questo volumetto, io personalmente ve lo consiglio perché sono tante pagine, 165 pagine, non costa neanche tanto perché costa 15 euro, ok?
Allora, in chiusura di live vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Ok? Non ci sono altri metodi tranne che abilitare la campanella sul canale YouTube oppure seguirmi su Facebook. Facebook manda una notifica lo stesso, io vado in live anche su Facebook, oppure cercatemi anche su Twitch. Su Twitch pure Twitch manda la notifica a tutti quelli che mi seguono. Ok? Poi mettete un like se vi è piaciuta questo video. Andate a visitare il sito www.classe74.it su cui troverete tante cose anni 80-90 e tanti link a delle pagine più nascoste, più difficili da trovare di Amazon. Ok? Poi c'è sempre starwarsstore.it che è un sito interamente dedicato alla galassia lontana lontana, c'è legolando.it che è dedicato interamente al mondo dei Lego e poi ci sono due siti che sono legati uno all'altro. Uno è renijstore.it dove trovate tutto ciò che riguarda la musica, quindi giradischi, attrazione diretta, attrazione a cinghia, amplificatori, CDJ, quindi lettori CD divisi in quelli che leggono i CD e quelli che diciamo leggono le chiavette o vanno attaccati al PC. Poi ci sono le console divise in stand alone e quelle che necessitano il PC. Ci sono i mobiletti per diciamo gli apparati di intrattenimento e diciamo ci sono anche tutti gli oggetti che servono per andare live, videocamere, green screen, apparecchi di illuminazione, diciamo tutto ciò che può servire, microfoni, iRig, tutto ciò che può servire per andare live o per registrare dei filmati in modo sia amatoriale che professionale. Ok? Quindi l'altro sito invece legato a questo è il mondodelvinile.it dove troverete divisi in categorie tutti i vinili che sono in vendita su Amazon, divisi in musica italiana, musica straniera, picture disc, dischi in edizione limitata, dischi in edizione colorata o addirittura i dischi che dovranno ancora uscire, quindi per i quali potrete fare i preordini. Ok? Vi invito di nuovo a visitare djsgottalent.com. djsgottalent.com è il sito ufficiale del DJ's Got Talent, quindi andate a dare un'occhiata alla pagina e se volete andate a scaricare tutto il materiale informativo e se volete poi inviate anche una mail, trovate tutti i link sul sito www.djsgottalent.com. Detto questo io vi saluto, sono le 14:49 di questo 3 settembre 2022, un bel sabato. Qui a Roma sta uscendo il sole, alle 3 doveva venire giù il diluvio universale secondo le previsioni meteorologiche, non penso venga giù il diluvio universale, potrebbe pure essere, non lo so, mancano 10 minuti alle 3. Grazie per aver visto questa nuova live di Reni J. Mi raccomando, Technics Forever, anche se ho tanto materiale della Pioneer, tanto materiale della Teach, di tante marche. Io sostengo anche Denon DJ, Reloop, diciamo tutte queste altre marche che sono ugualmente molto molto buone. Ok? Un saluto da Reni J, vi do appuntamento alla prossima live che non so quando sarà, però appena mi sarò riorganizzato anche con gli spazi faremo una live nuova anche dedicata al, diciamo come Reni Retro, al test teardown di altri PC perché ce n'ho un'altra trentina ancora da smontare. Ok? Grazie a tutti e vi saluto, buon sabato a tutti e buona domenica, buon weekend.